Autostart che inizia a raccogliere i partecipanti alla settima e conclusiva prova dall'Arcoveggio di Bologna. Un miglio per 10 cavalli anziani a reclamare prezzo base 6.000 euro. Si va in partenza con l'1 Zippo, 2 Vento del Pino, 3 Zoles, 4 Ulisse 3B, 5 Atena Gas, 6 Sir GT in seconda fila, 7 Visipan, 8 Sennatrio, 9 Ulder Nord Fro, 10 Tarek. Autostart che libera i concorrenti. Zoles con a destra Atena Gas, poi Sir GT, ancora Ulisse 3B. Zoles che è in vantaggio, Atena che va a sfilare al comando. Atena Gas leader nei confronti di Zoles, al largo Sir GT, lungo i birilli Zippo, poi Ulisse 3B che si parcheggia quarto alla corda avanti a Vento del Pino, mentre all'esterno prova a risalire Tarek. Si muove invece in mezzo alla pista Sennatrio. Atena Gas leader 14,8 la spesa iniziale, arriva ora Sennatrio a destra della leader che ha fatto 37 per i primi 400 metri di corsa e approccia la curva di sinistra in vantaggio con Sennatrio all'esterno che la costringe a camminare. Poi Sir GT in pariglia stampa alla corda Zoles, ancora Zippo con a destra Tarek, poi Visipan che è andato a prendere la quarta pariglia esterna, 46 per i primi 600 metri e passaggio davanti alle tribune con Atena Gas leader nei confronti sempre di Sennatrio, Zoles lungo i birilli, 1 minuto e 5 decimi per gli 800 metri iniziali da parte di Atena Gas che ha sempre a destra Sennatrio, lungo i birilli Zoles, ancora Zippo, in difficoltà Sir GT aggirato da Tarek e da Ulder Nord Fro. Il chilometro in 1:15,4. Atena Gas leader, continua ad attaccare all'esterno Sennatrio, si muove invece Visipan con parziale in mezzo alla pista. Atena Gas in vantaggio, Zoles lungo i birilli, Sennatrio che continua sul passo, prova a insistere in terza ruota Visipan cercando la pedalata giusta. Atena Gas è ancora in vantaggio al termine dell'ultima curva, passati in 15,1. Atena in vantaggio, arriva Visipan in mezzo alla pista, Zoles di dentro, Atena che si difende, Sennatrio che attacca al largo, poi Visipan in 3 in linea a 50 dal palo, Visipan e Sennatrio fin sul palo, e sul palo è strettissima con Visipan e Sennatrio finiti forse nell'ordine, ma bisogna andarla a rivedere. C'è fotografia stretta tra Visipan e Sennatrio. Al terzo Atena Gas che ha venduto cara la pelle al comando, ma Sennatrio oggi ne aveva di più. Il parziale in mezzo alla pista da parte di Visipan, alla quale è venuta la corsa giusta, poter dare il parziale agli ultimi 6 dopo percorso in pariglia. E sul traguardo probabilmente ancora Sennatrio, anzi sicuramente ancora Sennatrio tiene qualcosa rispetto alla visuale in diretta che ingannava. Il successo di Sennatrio Marco Stefani per la società di allenamento di Michele Favaron, la scuderia Trio, il successo per Sennatrio.